quante volte ero sul punto di mollare, poi cercavo in me una voce. Quante volte ho pensato di lasciare, poi sempre la voce mi diceva, troppe volte ho pensato di mollare, ma sempre la voce mi diceva riprovare ormai, non lasciarsi andare, riprovare poi, ritornare a amare. Quante volte la mia voce Emanuela Suonno! Grandissima! Emanuela, vieni qua, Grande, fra grande. noi, guarda, tra noi, vieni qua. È magia, questo non è Magia, canto e magia. basta, questo è spettacolo, è magia. Sono un po' ingombrante. Sì, No, non sei ingombrante. Però- Pensa che io lo sono anche senza di quello, quindi immagina. dai, ma no. Senti Emanuela, questo spettacolo, questo... Allora, questa è una vela che noi facciamo negli spettacoli, invece la canzone è molto vicina, l'ho scritta io, prodotta da Multiforce. Grazie. Ciao Tiziano Giupponi! Ed è un po' particolare e parla del periodo del Covid che tutti noi artisti abbiamo sofferto, cioè praticamente io personalmente mi sono trovata senza lavoro da un giorno all'altro perché avendo una scuola di danza hanno chiuso subito e hanno aperto per ultimi e quindi la canzone parla quante volte ho pensato di mollare perché ti sembravi un criceto, ti sentivi un po' criceto che... Sì. E la mia voce in quel periodo è stata mio marito. Quindi io dedico questo pezzo a lui. Adesso piango! No! Perché tutte le volte pensavo di mollare. E quindi certo. magari iniziare a fare qualcos'altro e lui diceva no, riprovare, bene, non ha fatto mollare. bene. Noi non facile per Però noi artisti. però ne valsa la Bella, pena. bella sta cosa, Sì. molto. Perché ne Però valsa ovviamente la pena. sono fortunata ad avere una persona a fianco che mi ama. Non tutti l'hanno avuta, qualcuno certo. ha mollato È vero, è vero. e quindi la dedico a tutti noi. Un applauso Grazie. enorme Emanuela Swan. Emanuela, ti faccio accomodare con Ti prendo tutta il la tua microfono. coda. Guarda Grazie. che guarda.